cuéntese una storia disperada, le succedida a San Juan Bianco e a Camerata. Storia de pura des la fa più stremì, però adesso anche ria più dormì. E qui la storia di Pianetti Simone, l'uomo che un giorno uccise 7 persone, colpa di intorci che la patizia, dopo sui muc per sempre l'è sparito. I sapio che fila faccia. Sono le 5:30 di lunedì 13 luglio 1914, siamo a San Giovanni Bianco. Il gamma una lista della sede copa, il primo è un nodel che il guerrier mi ha trovato, che la sua amor con lui per via di un terreno, a Calghemia nella stazione sul treno, allora il picalus della trattoria. L'oste canali non si affaccia, olghera mia, non è in centrale il ragionier Palanca, che al suo mulino ha tolto la corrente, pure lui la farà franca. Torna a casa, bacia la bimba Carolina e prende la drillinga mitica carabina, sono le 9:30. Ale il dottor Morario prima tra Scarlett, per colpa sorrisciate e lui di soscecce. Poi va dal sindaco Manzoni su al cornello, ma si è nascosto e scamperà al macello. Giura al cumù de camerata russen via, al coppa segretaria lasso scrivania, aria la scetta che la usa della pura, il col de shop la uccide, la sfigura, la centra qui alla nuca. Valeria aveva 26 anni, ma adesso è il turno di Giovanni Ghilardi, il giudice conciliatore. Poi va a cercare il calzolaio del paese, oltre alle scarpe lui aggiusta le contese. A Camerata infatti sto signore è pure il giudice conciliatore. Spara la tempia al poveretto che già pranza, moglie e nipote sono lì al suo fianco, e le 2 donne invocano pietà. Pianetti urla a loro e a scappi via, ma è lui che se ne va. Sono le 11:10, va a cercare il parroco. Preosta le mianca e lui va a circare, le in piazza il parla assieme al messo comunale, ammazza il parroco e poi spara alla schiena anche al cursore senza darsene pena. A Don Filippi quando l'ebbe di fronte ci disse di ogni male è stato lei la fonte. Alla sa bene lui cosa mi faccia, la riverisco surpreos, ma dopo il gas barazza. Suona al mesde, lui cerca l'oste Bottani, non è alla pianca come era nei suoi piani, e va a Cantalto dalla contadina che la mia lì pagava un sa de farina. L'ultima vittima fu lei, la Caterina, l'era col sonno udì la assassinò in cucina. 12:30 risuonò l'ultimo sparo, poi sul cancervo in Valta sparì e trovò riparo. Lassù spedirono 300 più soldati, ma dalla caccia tornarono scornati. Che fine ha fatto ancora adesso non si sa, ormai è un mito di anarchia e di libertà. Adesso è lui l'inafferrabile ribelle, senza una tomba che si aggira tra le stelle. Le diventa martyr più che un assassino, le chiesto che ho il miracolo del pianeta, che era mio bravo set. Ma mo adesso si va a Brembana, se te si fa di strada e te porta mia rispetto per sfogarsi, che a mo chi che disse la fofò del pianeta.